Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di RC Radio Conegliano da parte di Karen. E buongiorno a tutte le telespettatrici e i telespettatori di Veneto Globe da parte di Claudia e bentornati. Bentornati a Bianco, Rosso e... chissà oggi dove andiamo? Niente, Bianco, Rosso, forse dove sì, mi porti, forse Karen? No. Guarda Claudia, dopo aver esplicato l'analisi del cibo... andiamo a mangiare questa volta, a mangiare bene. Giusto un languorino. Perfetto. Vediamo di farne diventare una voragine. Va bene, subito pronti qua. Quindi vi abbiamo dato delle informazioni all'ultima puntata che vi hanno fatto capire che non solo per quel che riguarda il vino, ma anche per quanto riguarda il cibo è richiesta una certa analisi, una certa pazienza, una certa cura e dopo essere stati lì, insomma, adesso vi autorizziamo a mangiare e ad abbinarci ovviamente anche qualcosa. Quindi facciamo un bel matrimonio. Un bel banchetto? Cosa dici? Un bel banchetto. Nuziale? Però sai, allora a questo punto c'è il grosso dilemma delle combinazioni matrimoniali. Aiuto! Ma due stanno bene perché insomma chi si somiglia si piglia oppure gli opposti si attraggono? Tu cosa dici, Claudia? Ma io ti butterei lì la cosa, proviamo a fare giochetto poliziotto buono, poliziotto cattivo, cosa dici? Aiuto. Io sono una buona poliziotta cattiva, la parte oscura di solito non mi fa paura. Io della parte oscura ho un po' paura, scusate, ma partiamo allora spieghiamo un attimo cosa significa questo discorso di poliziotto cattivo, poliziotto buono, insomma ci sono due criteri per poter mettere insieme cibo e vino. E quindi abbiamo un criterio da una parte diciamo della fune che è quello chiamato concordanza e dall'altro capo della fune invece abbiamo la contrapposizione, ma secondo me entriamo un po' più nel dettaglio, nel particolare, quindi concordanza. Un dolce ad esempio, Karen, che vino ci abbiniamo con un dolce? Lo so che qui in zona vanno tranquillamente col prosecco, per carità, tutti liberi, ci può stare, dai. Però stare. Magari se dovete abbinarci un prosecco, abbinateci un prosecco dry, quindi un pochino più dolce, ecco. Ecco la concordanza, con un dolce potremmo abbinare un vino dolce, perché? Perché abbiamo una caratteristica che prendiamo, che è quella peculiare, la più buona, quindi la dolcezza della nostra composizione, del nostro piatto, che andremo ad esaltare con altrettanta dolcezza del vino. E quindi qui abbiamo un matrimonio. Chi si somiglia si piglia. Perfetto, ecco. Quindi vi abbiamo dato una delle prime informazioni. Esattamente. Dolcezza per similitudine. E invece, secondo me, è già un po' più intrigante come abbinamento, quello per contrapposizione. E anche qui vi facciamo un esempio, perché forse ad esempio, con gli esempi risulta anche un po' più facile. Prendiamo un piatto, ad esempio, una cosa semplice, un formaggio magari un po' stagionato, pasta molle, potrebbe essere anche un erborinato, facciamo un esempio, un gorgonzola, piuttosto che un camembert. Che difficile. Quindi dei piatti che sono molto grassi, perché il formaggio sappiamo che è bello ricco di grasso, e che ha comunque una parte aromatica molto intensa e di solito sono dei piatti che restano molto a lungo in bocca. E che cosa ci abbiniamo? Ci abbineremo un vino sapido come il formaggio? Pensate un attimo a sale più sale, cosa può venire fuori in bocca? Va male no, diciamo che sì, sale più sale diventa salatissimo e quindi diciamo qualcosa stride. E quindi io proporrei in contrapposizione un vino tannini?
Qualcuno sì, qualcuno no, perché? Perché il grasso tendenzialmente allappa un po' la bocca, il grasso del formaggio vi fa una pellicola, una sorta di pellicola che col Certo. tannino è un po' difficile lavorare. Però noi stiamo parlando di un erborinato, quindi è un Ci po' più può anche complicato. stare, però tendenzialmente avremo bisogno di un vino che faccia salivare e quindi assolutamente di un vino fresco, magari un po' sapido, di un vino morbido che si sposi anche un po' con quella che è la caratteristica del formaggio e quindi che vada anche incontro a questo, ma che prettamente voglia farvi salivare. E perché no abbinarci anche qualcosa di leggermente dolce? Ma direi assolutamente sì, quando abbiamo questi formaggi anche particolarmente piccanti abbiamo un altro elemento, appunto questa sensazione di pungenza e di aromaticità molto forte, quindi Esatto. quando ci sono le muffe bisogna stare un po' attenti. Allora la dolcezza saliamo, insomma, possiamo addirittura abbinarci Esatto. dei vini passiti, dolci, liquorosi, perché altrimenti non riusciamo a trovare un vino che riesca a sovrastare. Sai poi Claudia, quando insomma facciamo un matrimonio, uno dei criteri è quello comunque che il piatto non vada a sovrapporsi al vino, quindi ci deve essere una sorta di equilibrio. Sì, infatti lo step successivo, allora questa era giusto una spiegazione per farvi capire come procedere nell'abbinamento e quindi concordanza e contrapposizione cosa significa, quindi sposare in questo senso o nell'altro, piuttosto che un altro dei criteri da cui partire, perché ahimè è un campo un po' difficile quello dell'abbinamento, perché comunque ognuno di noi ha dei gusti, ha delle sensazioni diverse dall'altro all'interno del proprio palato, e l'altro punto di partenza è quello di capire chi è il protagonista della nostra tavola e quindi sarà il nostro vino o sarà il nostro piatto. E anche qui il meccanismo è sempre quello di capire esattamente qual è la caratteristica principale del nostro protagonista, quindi o vino o piatto, e costruirci attorno la carta dei vini piuttosto che un piatto, e quindi è tutto un'elaborazione. Certo, è molto difficile sia dire si parte dal vino o si parte dal piatto, sono possibili entrambe le cose. Comunque noi vi abbiamo dato qualche suggerimento, adesso brevemente magari facciamo un piccolo riassunto, però sappiate che, e non abbiate paura quando vi chiedono con cosa ci possiamo abbinare con, non lo so, una carbonara piuttosto che una pasta al ragù, piuttosto che un risotto con qualcosa, è molto difficile perché magari voi non sapete, il cuoco ci può aggiungere una spezia, ci può aggiungere un po' di pepe in più, ci può aggiungere anche un po' di burro in più, quindi insomma in soldoni è meglio che lo assaggiate il piatto per capire esattamente qual è la tipologia di Sì, vino. diciamo che molto spesso si resta anche un po' basiti pensando a quello che può essere il gusto di un piatto in abbinamento a un vino che si conosce. Infatti da tenere presente secondo me è che la caratteristica principale tendenzialmente va esaltata ma non esasperata, perché immaginiamoci un dolce insieme a un vino dolcissimo, risulterebbe stucchevole alla bocca, piuttosto che appunto si diceva sale più sale, risulterebbe addirittura amaro alla fine. E quindi da tenere presente che lo scopo finale del nostro abbinamento è l'armonia in bocca, e il risultato dello scambio tra cibo e vino e quindi questo assaggiare e questo incontrarsi di questi due elementi deve lasciare la bocca tutto sommato pulita, senza che né il vino né il cibo prevarichino l'uno sull'altro, piuttosto questa armonia, questa medesima diciamo lunghezza finale di retrogusto e una piacevolezza senza ombra di dubbio. In questo caso l'abbinamento sarà sicuramente riuscito. Bene, allora diciamo facciamo un piccolo riassunto così Sì, diamo qualche certo. spunto. Allora abbiamo parlato di concordanza e di contrapposizione, quindi quando parliamo di concordanza ci sono degli elementi nel piatto che dovranno essere abbinati a tanti elementi nel vino. Abbiamo parlato della dolcezza, però abbiamo anche parlato nella scorsa puntata dell'aromaticità, per esempio, quindi ci sono diversi vini che hanno
profumi, aromaticità, persistenza. La persistenza è un altro dei criteri. Se il cibo lo masticate dopo 2 giorni, vi ricordate ancora cosa avete mangiato la settimana prima, allora è giusto che proviate un vino che abbia la stessa lunghezza, la stessa persistenza. E vi sfido a trovarlo? Ma no, ce ne sono, vero Karen? Sì. Oppure continuate a bere lo stesso vino per 2 giorni. Ecco. Bene, quindi abbiamo parlato di persistenza, poi c'è anche la struttura. Esatto. Non so, una bella bistecca, sì, una struttura, o piuttosto che appunto in sé l'alimento può avere una struttura, certo. o può essere strutturato il piatto, come dicevi tu, la ricetta può essere composta da diversi elementi e quindi anche quello è difficile abbinare un piatto che abbia struttura come una bistecca o come può essere, che ne so, un pasticcio di 1000 foglie di elementi diversi a un vino semplice. Dovete trovare un vino corposo quando c'è qualcosa che richiede un aiuto anche nella masticazione, quindi già quello vi fa capire che se il palato già fatica, si riempie subito, il vino deve essere altrettanto corposo, altrimenti andate sull'acqua direttamente, via, ecco. E oddio, li vedremo. Sai, non mi trovi d'accordo su questo. Va bene, per contrasto anche ogni tanto. E a proposito sono del contrasto, poliziotto cattivo, ti ricordi? Sì, quindi adesso campo tuo, contrapposizione. Allora, primo criterio, di solito, ecco, prima Claudia parlava di formaggi, quindi di piatti molto grassi, e quando c'è questa sensazione, la scorsa volta vi abbiamo parlato di untuosità, oltre che di grassezza. Insomma, abbiamo bisogno di qualcosa che pulisca, del famoso poliziotto cattivo che dice no, assolutamente, a grasso io contrappongo altri elementi, e nel vino di solito possono essere 3, scegliete voi qua, la seconda, magari facciamo qualche esempio, effervescenza, quindi la bollicina sgrassa, fa salivare, quindi aiuta a sgrassare, poi come la freschezza, l'acidità, anche questa aiuta, perché se diciamo un piatto molto grasso sentiamo proprio il bisogno di qualcosa che elimini questa patina. E poi c'è anche il nostro tannino. Sì. Questo è un argomento un po' delicato perché dipende da diversi fattori, dalle proteine all'interno della saliva piuttosto che all'interno del cibo, quindi è un argomento, sappiate ecco che anche il tannino aiuta a pulire, ma tendenzialmente io vi consiglierei di buttarvi in maniera più semplice, soprattutto all'inizio, sui primi 2, un piatto grasso, acidità o effervescenza. E poi l'ultima cosa, abbiamo la tendenza diciamo a marognola, che può essere data dalla presenza di verdure, dalla fumicatura, da certe spezie, poi grigliatura, c'è anche magari il nostro cioccolato, le tostature eccetera. Lo lasciamo per un'altra puntata, non ti preoccupare. Ma allora qui nel vino ci vuole un po' di morbidezza. Ecco, prima facevamo l'esempio della pungenza delle muffe nei formaggi erborinati, quindi lì ci vuole qualcosa di gliceroso, che appena lo assaggiamo aiuta un pochino a stemperare. La morbidezza è quella sensazione del vino che veramente ci aiuta un po' a togliere quella parte amaricante magari del cibo. Quindi direi abbiamo fatto chi si somiglia si piglia, quindi la parte che dobbiamo un po' ricercare sia nel piatto che nel vino, e certi elementi invece poi gli opposti si attraggono. E a voi soprattutto sperimentare, iniziate a capire sul serio mangiando che cosa succede nel palato, e ricordatevi magari qualcosa che avete assaggiato come vino e pensate a come possa sposarsi, e poi testate, perché appunto, come diceva Karen, mai dirsi l'ultima parola. Sì, e poi piuttosto che acqua meglio provare il vino, come dice Claudia. Detto questo, ci salutiamo. Alla prossima. Cin cin. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.